Ma adesso facciamo entrare un uomo che a un certo punto della sua vita, della sua carriera, ha detto basta, ha dato le dimissioni da vicepresidente di Tiscali e da direttore generale del portale Excite per dedicarsi totalmente al volontariato e con i soldi che aveva da parte, aveva messo da parte con il suo lavoro, sta costruendo una casa per i bambini abbandonati che si chiama la Casa delle Stelle. Salutiamo Ugo Bressanello. Grazie. Buongiorno, grazie di essere qua, benvenuto. Grazie a voi. Allora, Ugo, che cosa l'ha spinta a lasciare un posto così importante e così prestigioso? Ma non è stata una sola cosa, sono state una combinazione di fattori. Sicuramente è qualcosa che uno si porta dentro nel tempo, quindi non è che dall'oggi al domani, almeno per quanto mi riguarda, improvvisamente si illumina la lampadina e si cambia vita. Questo è un progetto che avevamo nel cuore da tanti anni con mia moglie, direi almeno una decina d'anni, e poi si sono verificate le condizioni giuste. Avevamo un po' di risparmi da parte, la Sardegna ci ha messo del suo, un po' con gli spazi, con il mare, con gli orizzonti che poi portano a respirare diversamente, no? E quindi a farsi anche interrogativi che forse in una vita più frenetica, più metropolitana è difficile farsi, e quindi poi impostare le risposte. Nel tempo abbiamo iniziato a provare a immaginare cosa sarebbe stata la risposta più giusta. Alla fine abbiamo deciso di fare questa comunità, che è una comunità per minori. Abbiamo iniziato a dedicarla ai minori abbandonati, poi crescendo in termini proprio di competenza, di conoscenza, abbiamo capito che c'è un grandissimo bisogno anche per tutti coloro che sono vittime di abbandono, di violenza, di maltrattamento, e quindi poi abbiamo indirizzato una parte della casa a questo, e da ultimo abbiamo scoperto anche l'emergenza delle donne incinta, spesso anche loro minori, e quindi un angolo della casa poi sarà anche dedicato a questo tema. Possiamo fare un piccolo passo indietro? Perché così, ad ascoltare la sua storia uno resta un po' interdetto, no? Allora posso chiederle perché un uomo, Ugo Bressanello, tra l'altro ha anche tre bambini piccoli, più piccolo ha un anno, credo. Un anno, sì. Perché un uomo che ha una vita fatta di benessere, di comodità, perché a un certo punto, una vita piena possiamo dire, no? Molto bene, sì. A un certo punto decide di fare una scelta così radicale. Che cosa le mancava in questa vita così piena? È una bellissima domanda, non so se mancasse qualcosa. Di sicuro io non lo intendo mai come un trauma, ma lo intendo più come un percorso. Quindi è come se piano piano ci fossimo avvicinati a questa scelta. Oggi, portandola in positivo, in realtà se c'è qualcosa in più è la consapevolezza che tutto quello che facciamo ha un senso grande, è un senso bello, e questo forse è quell'in più che magari ieri non era presente tutti i giorni nel nostro quotidiano. E poi ora ci tengo a non fare neanche il santo, il buono, è comunque in fin dei conti una scelta anche per star bene. Io la chiamo di buon egoismo, è qualcosa. Però, insomma, che poi alla fine far bene agli altri fa star bene anche noi. È la ricerca della felicità, se vogliamo, nella felicità poi degli altri, no? Quindi se si riesce a far questo probabilmente si è anche molto fortunati. Io mi ritengo molto fortunato, penso che con mia moglie siamo stati benissimo e fortunatissimi, abbiamo una famiglia bellissima, per cui è bello anche immaginare di dividere un po' di questa fortuna con gli altri. Nei suoi uffici, che faccia hanno fatto i suoi ex collaboratori quando, insomma, lei avrà dato questo tipo di notizia, avrà comunicato, no, questo tipo di scelta? Beh, all'inizio non ci credevano neanche, poi piano piano sembrava un po' una scusa per dire ok, se ne va da un'altra parte, non ce lo vuol dire. Poi invece piano piano si è presa coscienza. Ricordo anche una bellissima riunione con quasi tutti presenti, in cui veramente a me sono mancate le parole, quindi avevo veramente difficoltà a lasciare, perché in realtà non volevo lasciare. E oggi gran parte delle persone con cui lavoravo prima sono le persone che comunque mi aiutano oggi, quindi sono i ragazzi che fanno
seguono e portano avanti il sito, sviluppano il sito, piuttosto che mi aiutano negli stand quando andiamo a raccogliere fondi, mi aiutano tenendo l'archivio dei soci, mi aiutano rimediando magari il pulmino per i ragazzi, piuttosto che il contatto con il centro commerciale vicino che ci dà le merci a prezzo ridotto. Mi aiutano veramente in tanti modi. Il legame con prima è continuo. Forse sto insistendo troppo su un concetto, ma è un concetto a cui tengo. Non c'è stata cesura, è stato veramente un progresso. Quindi portare poi queste persone appresso e averle vicine anche oggi è quasi un completamento bello di un progetto che era già bello come idea all'inizio. Senta Bressanello, ricordando un po' quelle che erano le sue giornate da vicepresidente di Tiscali, no? Lei che tipo di giornate aveva? Che uomo era? Se le chiedessi di descriversi. Io ero vice president, che come vicepresidente è un po' diverso, quindi ero un po' meno importante di un vicepresidente italiano di quelli. E come vice president di Tiscali, poi come ero amministratore delegato di Excite in Europa, avevo una giornata bella impegnata, con un inizio non troppo esageratamente presto, insomma verso le 8:30, 9, e andavo avanti fino alle 9 di sera, 8:30, 9 di sera, soprattutto pieno di appuntamenti, pieno di telefonate, pieno di mail, e pieno di progetti e di incontri. Oggi non è che sia cambiato molto, probabilmente lavoro anche di più, vado anche più in giro, la motivazione è diversa, non che prima non ci fosse. Io ho sempre fatto cose che volevo fare e sono stato fortunato e ho fatto lavori bellissimi, oltretutto incontrando persone molto in gamba. Oggi però c'è qualcosa in più, insomma, oggi ho come una benzina diversa, quindi mi permette di far girare il motore più a lungo e magari farlo andare più velocemente. Facendo un ragionamento... Sono un po' imbarazzato con gli applausi perché... sì, immagino che comunque non sia naturale raccontarsi... No. Ecco, continuando a fare il suo lavoro, come ha fatto fino a poco tempo fa, avrebbe potuto garantire ai suoi figli, diciamo, le scuole migliori, probabilmente lo sport, i divertimenti, cioè una vita un po' più costosa, tra virgolette. Certo. Ecco, non si sente un po' responsabile nei loro confronti di questo tipo di scelta? Sì, lo sono sicuramente responsabile, lo è anche mia moglie, quindi è colpa anche sua. Condiviso, però, a parte le battute, sono sicuro che alla fine avranno di più da noi e da quello che gli sta iniziando a girare intorno, e gli girerà sempre di più in termini di crescita personale e individuale, che non magari dal giocattolo più costoso piuttosto che dalla scuola più elegante, più raffinata. Ovviamente la domanda era retorica. Era retorica, certo. Era retorica, nel senso che sapevamo e ci auguravamo per questa risposta. Anche questa domanda retorica ha dovuto cambiare stile e modi di vita. Qual è la cosa che faceva prima che un po' le manca? Della vita veramente niente. Niente? No, veramente nulla, non mi manca nulla, anche perché poi in realtà non è che noi prima facessimo una vita così profondamente e drammaticamente diversa rispetto a quella di oggi. Tant'è vero che quei pochi risparmi che abbiamo avuto la fortuna di mettere da parte noi li abbiamo spesi, per cui vuol dire che comunque non è che avessimo questa vita così dispendiosa. Certo che la casa era grande X, oggi sarà grande X diviso 2, visto che si parlava di casa. La macchina da grande ridiventa un po' più piccola, ma sono cose che veramente non costano, cioè non danno nessun... E non cambiano? Ma assolutamente no, anzi uno probabilmente si sente... Io ho una sensazione di leggerezza che fa bene e quindi che permette anche di correre più veloce. Bressanello, questa Casa delle Stelle quando è che... La Casa delle Stelle speriamo di averla a Natale, perché poi sarebbe anche un bel appuntamento per questi bambini. Abbiamo un'impresa che ci sta mettendo il cuore, sta correndo, quindi è veramente quasi pronta. Se anche il Comune, la Regione ci danno tutte le autorizzazioni, quelle che mancano in fretta, ce la facciamo per Natale. Allora approfittiamo della televisione, diciamo subito che chi volesse aiutarli può contattare il sito www.domusdeluna, tutto attaccato minuscolo.it. Noi ci rivediamo con Fabrizio e con Ugo Bressanello a Natale. Grazie. A Natale speriamo di entrare insieme a lei in questa Casa delle Stelle. Bocca al lupo, anche sua moglie Petra. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie di essere stato qua. Grazie di cuore. Grazie.